buonasera a tutti, grazie per essere presenti. L'applauso ovviamente per Monsignor Restivo, che ricordiamo questa sera con questo convegno studi su Monsignor Vincenzo Restivo, sacerdote dotto e zelante. E siccome tutta questa iniziativa viene ripresa da una televisione, Televideo Agrigento, che comprende buona parte della Sicilia, diciamo ai telespettatori che ci seguono da casa che ci troviamo nella chiesa madre di Canicattì, San Pancrazio, e stiamo ricordando uno dei figli più grandi che questa terra di Canicattì ha avuto, uno dei sacerdoti più luminosi che nel Novecento la diocesi di Agrigento ha avuto, e che è Monsignor Vincenzo Restivo. La giornata, la serata è piacevole, c'è stato un vento impetuoso oggi, ma è lo Spirito Santo, la Pentecoste. E non saremo lunghi perché ogni intervento sarà breve, nei tempi stabiliti. Infatti, dopo che scade il tempo di un intervento, per far capire che il tempo è terminato, si spengono le luci. È una battuta per dire che è un modo di sollecitare tutti di essere veloci, anche se so che quello che dovete dire è molto, però siccome pubblicheremo gli atti delle vostre relazioni, certamente daremo l'opportunità a tutti di leggere quanto avete pensato su Monsignor Restivo. Cedo il microfono al padrone di casa, l'arciprete, il nostro Don Nazareno Ciotta, che mi permettete di ringraziare per aver accolto questa iniziativa, e perché no, Don Nazareno Ciotta è specialista in ecclesiologia, dobbiamo essere davvero fieri, e tra qualche anno dottore in teologia. Un applauso per questa. Assolutamente. Tempo anche per l'arciprete. Appuntiamo l'orologio. È giusto dirvi grazie per la vostra partecipazione a questo convegno nel ricordare una figura eccellente che è quella di Monsignor Vincenzo Restivo, che fu arciprete, come ho detto all'inizio durante la celebrazione, in questa parrocchia e in questa città dal 1946 al 2005, 59 anni di parroco. E leggendo un po' in sacrestia i nomi dei vari arcipreti, nessuno ha superato Monsignor Restivo. Questa è la verità. Per cui resta un personaggio illustre che ha dato molto, non solo per la sua cultura, ma anche per la sua pastorale. Per cui dobbiamo ringraziare il Signore per questa figura che viene presentata oggi da alcuni che furono accanto all'arciprete. Per questo è importante, come ha detto Enzo, preparare degli atti che rimangono per le future generazioni. È importante conoscere
vita è quello che ha compiuto un parroco. Per questo dobbiamo dire grazie al Signore. E io rivolgo ancora il mio intervento facendo riferimento ad un passo della Sacra Scrittura che tante volte è stato citato. C'è un brano della lettera di Paolo che ci dice: ricordatevi dei vostri capi, cioè di coloro che furono esempio per una comunità, per una città, e che diventa uno sprono per tutti coloro che non solo lo hanno conosciuto, ma anche per le nuove generazioni. Certo, già sono passati 9 anni dalla morte, per cui passeranno altri anni, però rimarrà sempre il ricordo, ed è un evento straordinario che noi stiamo proprio celebrando. E allora io dico a coloro che oggi parleranno, c'è una frase latina che dobbiamo sempre memorizzare nella nostra mente: verba volant scripta manent, cioè le parole si dicono ma volano, difficile poi acchiapparle. Invece qualcosa che rimane per iscritto è un modo anche per essere conosciuti da noi e per quelli che verranno dopo di noi. Per cui noi ascolteremo attentamente le testimonianze date da questi illustri personaggi che sono qui presenti, e che questo vale per tutti, perché possiamo farne anche tesoro per la nostra vita umana e cristiana, perché l'esempio di un sacerdote che ha speso la sua vita è un esempio per tutti, da non dimenticare. Certo, noi non abbiamo conosciuto gli arcipreti prima di Monsignor Restivo, magari qualcuno si ricorderà di Monsignor Ficarra, poi qualcun altro si ricorderà di Monsignor Scudato, che fu arciprete qua di Canicattì, dopo Monsignor Ficarra, poi venne Monsignor Restivo. E c'è una foto in sacrestia, e concludo, che lui tenne un comizio in piazza 4 novembre, allora era giovane, con la mano messa qui, accanto alla parte sinistra del suo corpo, che parlava. E questo è importante, perché non è che c'è una sola persona, ma ci sono migliaia e migliaia di persone che lo ascoltavano volentieri e che lui si faceva ascoltare. E questo è bello, perché la sua parola rimaneva proprio colpita nella mente di ciascuno e soprattutto nel cuore. Allora io vi dico grazie per la vostra partecipazione, e di quello che ascolteremo facciamone anche tesoro nella nostra vita e per quelli che verranno dopo di noi, perché ne sapessimo anche parlare di questo sacerdote che è stato un esempio per questa comunità e per tutta la cittadinanza di Canicattì. Grazie. Grazie Nazareno, grazie perché ha fatto un saluto in 4 minuti e ha detto tanto. L'assessore Massimo Muratore in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Buonasera a tutti, porto il saluto del sindaco Vincenzo Corbo e della giunta comunale. Intanto appunto grazie, aggiungo anche la nostra voce per questa occasione per ricordare la carissima memoria di Monsignor Vincenzo Restivo. Saluto i familiari, la Guardia di Finanza e tutti gli amici, possiamo dire, che questa sera interverranno per renderci ancora presente, non solo ricordarci, ma per renderci presente l'arciprete Restivo. Fu mandato da Monsignor Peruzzo qui a Canicattì una strategia per una rinascita del dopoguerra. Monsignor Restivo qui a Canicattì, come altre figure giovani sacerdoti nella diocesi di Agrigento, proprio per una rinascita morale, sociale, quel tempo, in quella stagione così pesante. Canicattì fu bombardata
la guerra fece sentire il proprio morso anche in queste parti. E poi ci furono le elezioni del 48, questa è la grande scelta politica di quei tempi, quella stagione di antagonismo tra comunismo e democrazia cristiana, e poi ancora lo sviluppo economico di Canicattì, il boom economico dell'Italia e dello sviluppo della città. E in tutti questi passaggi noi ricordiamo 60 anni, ma 60 anni così densi, se ci facciamo caso, non solo per la comunità ecclesiale, ma per la comunità civile, per la città. E in tutti questi 60 anni della città c'era Monsignor Restivo, da protagonista, e con una grandissima capacità di parlare ai singoli in maniera affettuosa, personale, riusciva ad entrare proprio in empatia, così da avere tantissime amici, realmente, proprio per una indole personale. Però sapeva parlare alla massa, al popolo, alla città, alla comunità, declinando la responsabilità del singolo e della comunità. E quindi quello che ha fatto di grande Monsignor Restivo è quello di aver fatto la comunità, non solo quella ecclesiale, ma anche quella civile. E quindi noi oggi, anche come amministrazione, siamo grati alla figura del Monsignor Restivo per aver reso Canicattì ancora più civile, ancora più emancipata, ancora più consapevole come società. Gli dobbiamo a lui, ecco, quelle sue grandissime dosi di ossigeno, di cultura, dosi di ossigeno di visione, dosi di ossigeno di prospettiva, che tutti possiamo ricordare i suoi interventi durante il Corpus Domini, come sferzava la città durante gli interventi che faceva al pubblico. Da questa grandissima nave, da questa chiesa, ha solcato, ecco, i mari, tempeste e fragili delle nostre vite, dei singoli, ma anche di questa città. Laicamente, cristianamente dico Dio l'abbia in gloria, laicamente dico, ecco, questo è il nostro illustre cittadino che si annovera ai grandi della nostra città, che hanno reso grande la nostra città. Se si parlava di Canicattì non si poteva parlare, ecco, ricordare, incrociare Monsignor Restivo e viceversa. Dire il nome di Vincenzo Restivo significava dire Canicattì, e quindi lo ringrazio personalmente perché lo conoscevo, lo ringrazio oggi da amministratore, e devo dire che ci manca personalmente, manca alla città. Manca non perché non siamo bravi, perché era bravo lui, era bravo lui e ci avrebbe sicuramente aiutati. Però siccome noi viviamo di speranza, e allora anche questo convegno che ce lo rende presente, ne facciamo tesoro e andiamo avanti anche per rendervi onore, Quindi grazie e buona serata a tutti. E così entriamo nel vivo di questa iniziativa, e come Presidente del Centro di Bioetica un piccolo ringraziamento a Don Nazareno Ciotta, all'amministrazione comunale, ai familiari di Monsignor Restivo che hanno sostenuto economicamente la realizzazione di questo evento, capite? Manifesti che abbiamo mandato in tutte le parrocchie della diocesi, tutta una promozione, ha avuto un costo, e la famiglia Restivo devo dire personalmente grazie. Un grazie ai relatori che interverranno, Lillo Montante che non ne poteva più di me per le continue telefonate che le facevo, ma per la collaborazione, i consigli che mi ha dato, Carmelina Loverni, Cecilia Amato, il carissimo che
capitano Agello, che mi ha promesso che sarà rigorosamente nei termini nel suo intervento. E poi un vivo ringraziamento pure il direttore di Calogero, che farà il suo intervento a nome della famiglia. Il centro di bioetica. Il centro di bioetica Evangelium Vite da circa 20 anni promuove la pastorale della famiglia, e per la provincia di Agrigento, dove ci invitano, andiamo a tenere conferenze proprio sulla famiglia, proprio oggi, di cui ce n'è particolarmente bisogno. Il centro di bioetica promuove conferenze, incontri sul valore della vita umana, dal concepimento fino al naturale tramonto. Il centro di bioetica da 20 anni promuove e fa conoscere le figure di santità feriali, e in questi anni abbiamo trattato diversi sacerdoti: Padre Lindi, Padre Re, il Padre Antona, Don Giuseppe Traina. Abbiamo ricordato anime consacrate come Angelina Tricoli, Lina Loverni, che è tua sorella, mamme esemplari come Maria Fanara, Letizia Compaletto, uomini di Azione Cattolica e padre di famiglia, Gaspare Mantione di Canicattì, Giorgio Carmina, Ferdinando Cuffaro, Lino Amormino. Abbiamo ricordato giovani di Azione Cattolica come Dino Varisano. E quest'anno, oltre Monsignor Restivo, nel mese di novembre ricorderemo Padre Lentini, uno dei più illuminati studiosi che la diocesi e la Sicilia ha avuto. Basta pensare che ha scritto 60 volumi, e lo ricorderemo. Guardate che gemme preziose che la diocesi di Agrigento ha. Dunque, noi abbiamo voluto scegliere questo tema, Monsignor Restivo, sacerdote dotto e zelante. Prima del Concilio Vaticano II, i sacerdoti venivano classificati in questo modo, caro Don Nazareno. I sacerdoti erano classificati in 3 categorie. I sacerdoti dotti, erano pochi, i sacerdoti zelanti, e ce n'erano, i sacerdoti popolari, che erano assai. Dotti, zelanti, popolari. I sacerdoti dotti erano quelli che, dopo aver studiato la teologia, perfezionavano gli studi presso l'istituto, il collegio Agostino e Tommaso nella diocesi di Agrigento, o andavano a Roma raramente. Erano i sacerdoti dunque più in vista culturalmente nella diocesi, ed erano pochi. Uno di questi che studiò in questo istituto, collegio, fu Monsignor Ficario. Poi c'erano i sacerdoti zelanti, che di cultura ne avevano tanto quanto. Leggevano libri di spiritualità e nelle parrocchie coltivavano molto la spiritualità, le iniziative, l'azione cattolica, la Via Crucis, la pietà popolare, molto attivi. Culturalmente non avevano quello spazio, però diedero tanto nella vita ecclesiale. Per fare un esempio, uno dei sacerdoti zelanti, io potrei oggi ricordare Don Mimì di Naro, padre di Lazio, padre Renano. Non erano civili, non avevano una cultura vasta, tanto quanto, a dir vero, però erano pieni di zelo, zelanti. Lo zelo per la tua casa mi divora. Mattina e sera erano in chiesa e le chiese erano aperte.
Accanto a questi sacerdoti nei secoli passati c'erano i cosiddetti preti popolari. Il termine popolare bisogna prenderlo nella maniera purtroppo negativa, non tanto del popolo, ma quei preti che nella forma comune venivano chiamati parrina bordona. Cioè, io lo ricordo, ragazzino, che si diceva così, erano quei sacerdoti che avevano sì raggiunto il sacerdozio, però di studi non ne volevano nemmeno abbandono. Furono fatti preti e questi stavano nelle chiese, qui stavano proprio nelle cappelle, quasi tutta la mattinata per poter aspettando che venisse qualcuno per celebrare la messa. E loro celebravano la messa, celebrata la messa, poi se ne andavano o in campagna, alcuni erano cacciatori e sapevano dove sparare, o andavano a fare le faccende di casa. Non si dedicavano tanto alla preghiera, alla spiritualità, insomma, facevano quello che potevano fare. Questi erano i 3 tipi di sacerdoti che noi abbiamo prima del Concilio Vaticano II e chi si occupa di storia ecclesiastica classifica così. Spesso il sacerdote dotto che si dedicava allo studio non aveva quella pertinenza nella vita parrocchiale e dunque era un po' il sacerdote ritirato. Uno di questi, io ad esempio, Monsignor De Gregorio, uomo di grande cultura, però nella vita parrocchiale non aveva parrocchia. Ebbene, il fatto strano, il nostro Monsignor Restivo invece è un sacerdote che esce fuori classifica, perché è contemporaneamente dotto e zelante. Dotto perché aveva una preparazione umanistica davvero straordinaria, una preparazione che comprendeva dalla letteratura antica, la letteratura classica, alla letteratura moderna, alla letteratura contemporanea. Aveva una conoscenza della filosofia, degli autori e aveva una conoscenza della teologia, della spiritualità e della mistica. Non c'era un argomento in cui, parlando con Monsignor Restivo, lui non avesse competenza. Guardate che sottolineo proprio questa parola, competenza, perché il suo non era un leggiucchiare nelle riviste, ma una ricerca in apnea. E se andiamo a leggere i suoi scritti, si vede la profondità culturale di questo sacerdote, ma nello stesso tempo Monsignor Restivo, in quanto sacerdote zelante, qui fece della Chiesa Madre un luogo propulsore di evangelizzazione nei diversi campi della spiritualità. Non aggiungo oltre perché anch'io ho il dovere di rispettare i tempi, ma sarò molto più preciso nella pubblicazione degli atti. Egli coniuga a questo punto 3 cose: cultura e Vangelo, spiritualità e Vangelo, giustizia e Vangelo, giustizia sociale, perché lui, quando ci deve scendere nell'impegno sociale, politico, per la difesa dei valori, non si tira indietro. Ma nello stesso tempo Monsignor Restivo è un sacerdote umile. Perché umile? Perché nonostante avesse questa preparazione culturale straordinaria,
sacerdote, padre montante di Sant'Edoardo, il quale, padre montante, era un sacerdote zelante, dotto zero, tanto quanto. Ma lui, Monsignor Restivo, guardate, vede padre montante, il sacerdote. E qui negli atti scriverò parecchio. E siccome vede il sacerdote, lui, la sua dottrina, la sua preparazione culturale, la deve mettere da parte e deve ascoltare quello che il semplice sacerdote di periferia, Sant'Edoardo, padre montante, gli diceva, perché lui, sacerdote dotto, sacerdote zelante, sapeva che lo Spirito del Signore parla anche con i cuori semplici. Questo è il mio intervento introduttivo su Monsignor Restivo, ma prima di entrare nella relazione del professor Montante abbiamo l'onore questa sera di la signora Isabella Cacciato che ci legge una poesia scritta da Monsignor Restivo, Madre e Regina. Facciamogli un applauso. Tra un intervento e l'altro, appunto, come ha anticipato il professore, ascolteremo alcuni versi, una minutissima selezione rispetto a quello che sgorgò dalla grande mente e dal grande cuore del nostro Monsignor Restivo. Diversi sono da definire liriche, autentici quadri d'autore realizzati utilizzando le parole come pennelli. Iniziamo appunto con Madre e Regina, datata 8 dicembre 2009. Donna sovrana, umile ancella e benedetta, vergine intatta e dello Spirito sposa feconda, figlia e madre del Verbo umanato, tu sei vestita di sole e di stelle coronata, ed ogni virtù e grazia traboccante, che va disperse per l'albero fatale. Ma che prezzo i grandi doni, turbata dall'ave del messaggero celeste, angosciata e martire ai piedi del legno, paghi per noi e di noi togli ogni dolore. Riscatto amaro dal parto nuovo, corre la mente ai secoli e ritesse la storia, triboli e spine e pane sudato, e sangue e morte sull'umano Golgota, ma timida e tenace resiste la speranza, eppure in pianto s'alza il grido dell'espropriato. Il Salvatore nascerà da te, Maria, stella del mattino, fuga la notte, e lieta di rosari chiarori irradia il sole. Svegliaci dai vani sogni e dalle torbide sonnolenze, fonte zampillante d'acqua viva e chiara, lava le sozzure e ridonaci le bellezze della prima impronta. Sotto il tuo presidio ci rifugiamo, Madre clemente, Regina potente. Avete ascoltato la poesia Madre e Regina, il primo intervento del professor Lillo Montante, che se facesse una presentazione sarebbe un'offesa alla persona. Grazie. Ringraziamo il mondo perché ha smosso le acque, le nostre acque e quelle della città, organizzando questo convegno, perché era bene che si parlasse di Monsignor Restivo. È una felice coincidenza quella di oggi. 150 anni fa, il giorno di Pentecoste, Monsignor Benedetto Lavezia consacrava questa chiesa, dedicandola a San Pancrazio. 150 anni fa, però, esattamente il 25 maggio 1874, fra 8 giorni.
È una coincidenza opportuna fare memoria di Monsignor Restivo, dell'arciprete Restivo, che per tantissimi anni è stato parroco a servizio di questa comunità parrocchiale e cittadina. Ed è motivo di gratitudine e occasione di riconoscenza ricordarlo, perché lo scorrere del tempo non ci faccia dimenticare la vita e le opere di uno dei più illustri figli di Canicattì. E voglio iniziare questo mio intervento riportando un episodio di cui Monsignor Restivo è stato protagonista, l'arciprete Restivo è stato protagonista, lo chiamavamo arciprete, e che ci ricordava sempre in particolari occasioni, soprattutto quando si parlava di ringraziare qualcuno o di non dimenticare qualcuno. Ci ha riferito dopo qualche giorno l'evento e poi ce lo ricordava sempre. Cosa è successo? L'arciprete Restivo era stato assente per alcuni giorni, causa malattia. Durante l'inverno spesso si assentava per problemi di salute, signorina Rosa. Bene, al rientro si imbatte in sacrestia con una signora sconosciuta, la quale si avvicina e dice: mi dissero che l'arciprete, ce lo raccontava in siciliano, con la sua, mi dissero che l'arciprete è malato, com'è? Subito lui morì. Quella donna, vunda tu non ne contava, e se ne, cioè girò i tacchi e se n'è andata, al che lui subito è mascherata, io sono io. Lo raccontava sempre, per dire, con un meschino si paga la vita di una persona. Morì, no, meschino. Ecco perché ci diceva sempre: dovete ricordare chi vi è stato maestro, chi vi ha fatto del bene, dovete ricordare coloro i quali sono stati per voi esempio. E scriveva: voi chiamate a fare la vostra vita, portate almeno forza dei miei frutti. Mi basta, abbiate il succo delle mie radici. Ecco che noi portiamo il succo delle radici e lo ricordiamo. Scusate, per me, essendo un figlio spirituale, è prioritaria necessità fare riferimento alla mia vita personale, un po' di storia personale. Non mi ha battezzato, ma assieme a Padre Avanzato ha assistito al mio battesimo. Perché? Il battesimo mi è stato conferito da Padre Grazio, cugino dei miei genitori. È stato ordinato il 29 di giugno, io i primi di agosto, battezzato perché hanno assistito? Per paura che sbagliassi. Infatti Padre Milazzo mi diceva: hanno assistito la delicatezza. Quindi assistevano e ha assistito. Era novello sacerdote, sì. Ho ricevuto da lui la prima comunione all'altare di Maria Auxiliatrice il 30 maggio. Sono stato a Chierichetto, fin da piccolo, fiamma bianca in azione cattolica. È stato professore al liceo, professore di tanti. Che lezioni, anche coloro i quali dissentivano, anche coloro i quali non accettavano, ascoltavano, e il dibattito era sereno, il dibattito era produttivo, veramente maestro. È stato presente alla mia cerimonia di laurea, ha celebrato il mio matrimonio e quando si è scoperto il mio fidanzamento con Lina ci ha dedicato un componimento, cosa fatta, in dialetto. Ho avuto la gioia di, accompagnata da momenti di tristezza, di assisterlo nell'ultimo periodo della sua vita, partecipando spesso insieme ad altri alle liturgie celebrate a casa, quando non usciva più, perché era ricordare che dopo la messa in quiescenza celebrava ogni mattina a San Diego alle 9 e poi veniva chiamata nelle varie parrocchie per predicazioni, per confessarci. Alla fine, quando impossibilitata ad uscire, celebrava a casa.
ed era contento quando tanti di noi ci andavamo. Poi da ministro straordinario della comunione l'ho visitato giornalmente portandogli il Santissimo fino all'ultimo giorno, il 10 di giugno, era mercoledì. Mi sono accorto che non ho potuto sostenere con la mano la particola. Ho capito che si avvicinava la fine, ho comunicato a Don Giuseppe Argento che c'era qualcosa che non andava. La sera alle 21:30 mi ha telefonato Don Giuseppe dicendo che l'arciprete non c'era più. Funerale solenne il giorno del Sacro Cuore di Gesù, il venerdì, in questa chiesa gremita. Se n'è andato in piedi sino alla fine, lo ha scritto. Morirò 3 volte, ma morirò in piedi. E io posso dire di essere vissuto all'ombra di un ceppo antico, come mi scrisse in una dedica. I suoi libri erano corredati da dediche per tutti. E in una mi scrisse: vive all'ombra di un ceppo antico, e io aggiungo un ceppo antico da cui si sono generati tanti rami frondosi e frutti abbondanti. 102 anni di vita, 60 anni circa di arcipretura di parroco. Ci diceva, nell'ultimo periodo soprattutto, mi sento un sopravvissuto. Lo diceva soprattutto quando vedeva partire qualche coetaneo o qualche giovane, e diceva: guardo avvenimenti e cose con occhi diversi dall'estraneo, ma ci sono dentro e posso fare discernimento, posso parlare senza peli sulla lingua. E diceva tutto quello che aveva da dire. Poi sottovoce aggiungeva: tanto la mia carriera l'ho fatta. Diceva tutto, poi la battuta, perché l'ironia era tanto la carriera la fece in siciliano. Scrisse per il 50° di arcipretura: ci sono e ci sarò, getterò le reti fino a quando un seme attende il solco o una lacrima invita a scaldare il cuore o una mano protendersi al perdono. Sarò in mare fino a quando il legno approderà alla riva a varcare la soglia della speranza. Guidato dalla stella del mattino, Maria, darò il mio ultimo amen al tuo amore misericordioso. È il 29 giugno del 96. Una lunga vita. Al centro del suo apostolato, del suo sacerdozio, un evento importante, il Concilio Ecumenico Vaticano II, che fa da spartiacque della continuità. Con l'avvento del Concilio, che apriva la Chiesa e il mondo a nuovi orizzonti e speranze, ma con problemi e lacerazioni, l'arciprete coraggiosamente, alla luce della nuova pastorale, si fece promotore e diffusore del clima conciliare per un'opera di evangelizzazione seria ed efficace, anticipando iniziative ed attività oggi auspicate, non sempre realizzate, per arrivare alla periferia, per arrivare a tutti. Quando andava in giro ci diceva: allora mi sento parroco. Era presente in chiesa, ma andando in giro a visitare le famiglie o gli ammalati, allora mi sento parroco, quando sono a contatto con la gente. Iniziò nel 1946, gli anni del dopoguerra difficili per la città, e l'arciprete giovane si diede da fare per sollevare gli animi, iniziare la ricostruzione. Sempre operò per il bene della città fino all'ultimo periodo. Iniziò in un periodo di crisi, un periodo di povertà, un periodo difficile. Alla fine, periodo di benessere, anche se apparente, rimase sempre il sacerdote pastore. Sacerdote zelante mi piace, ma direi pastore zelante. Ha voluto sempre bene alla città e nelle funzioni proprie del suo mandato ha sempre collaborato con le autorità, con i cittadini, perché in intelligente sintonia si affrontassero e risolvessero i tanti problemi
e si desse alla comunità ordine, serenità e sviluppo civile ed economico. Un tocco sulla sua personalità, grazie alla sua intelligenza vivace e penetrante, al suo interesse per molti campi del sapere, forte della sua cultura non comune, nota la sua fine ironia, con un'azione pastorale non circoscritta ai vicini, ma mirante a raggiungere le persone, l'Arciprete ha finalizzato il suo lavoro quotidiano, costante, gioioso e talora severo. Era severo. Noi lo abbiamo conosciuto nelle due fasi della sua vita. Da giovane era il padre di polso, negli ultimi anni era il nonno e tante concessioni ce le faceva, ma all'inizio no. Direbbe qualcuno, ci faceva stare con due piedi in una scarpa. Quando era no era no, quando era sì ed era intransigente, ecco, talvolta però convincente. Ha mirato alla formazione della coscienza, alla cura e santificazione delle persone con l'annuncio della parola, la celebrazione liturgica, la direzione spirituale, la devozione mariana e il Sacro Cuore nel servizio ai fratelli. 3 i poli e le costanti della sua azione pastorale: la catechesi, la Eucaristia, la liturgia, la devozione a Maria Ausiliatrice e la carità che si traduceva nella passione per l'uomo. La catechesi, qualche flash. Prima del concilio la catechesi secondo Pio X e noi siamo stati i ragazzi di quella catechesi e qua, chiamati e accompagnati dalle catechiste, partecipavamo agli incontri separati, i ragazzi in matrice e le ragazze agli agonizzanti. Studiavamo a memoria le nozioni che ci venivano spiegate dalle catechiste e sempre a conclusione degli incontri in chiesa c'era il discosteggio dell'Arciprete, seguivano le caramelle, seguivano le messe domenicali. Siamo all'inizio del suo operato, affollatissime, venivano anche persone da fuori. Ricordo io, giovanotto ragazzo, la messa delle 12 a un quarto, era la messa dei professionisti e venivano tutte alle 12 a un quarto, finiva all'una, poi chiudeva la chiesa e si andava a casa. Le messe, primi banchi i ragazzi, i giovani nel coro con le sedie, i guai a chi rimaneva in fondo era capace di chiamare: venite, i giovani venite. A fine anno prime comunioni con l'esame di cultura religiosa e a qualcuno, ricordo, si negò anche il sacramento perché non era preparato. Allora, ora, i primi venerdì, a conclusione la consegna dell'immagine ambita del cuore di Gesù, prima del concilio. Post concilio si tralascia il catechismo di Pio X e per le incertezze e i dubbi sul da farsi l'Arciprete curò un libretto di catechesi, un librettino con le nozioni e le spiegazioni che adottammo a Canicattì e che venne anche richiesto in diocesi. Io ne ho trovato una copia in questi giorni. Da ricordare poi con l'introduzione del piano pastorale diocesano, la divisione della parrocchia in 7 zone, la diffusione della lettera mensile curata dall'Arciprete e da alcuni collaboratori, che veniva recapitata a casa tramite le messaggere opportunamente scelte, designate per le varie strade. La lettera, oltre al pensiero spirituale e al messaggio iconico, lo devo dire, realizzato dal nostro Raimondo Rizzo, con la collaborazione di Maria Cinebrone, che batteva in macchina e stampava, conteneva anche gli avvisi delle attività parrocchiali e cittadine. Liturgia.
Fonte e culmine è stata la celebrazione liturgica, la devozione all'Eucaristia che si è accompagnata a quella del cuore di Gesù, per cui nel 1965, 25esimo della sua ordinazione, Monsignor Petralia ha elevato questa parrocchia al santuario del cuore di Gesù. E ci diceva sempre: se spegnete quella fiammella rossa che arde accanto al tabernacolo, potete passare anche ad altre religioni, ad altre fedi, potete anche non venire in chiesa, saremmo protestanti. L'Eucaristia deve essere la nostra vita. E quando venivamo in chiesa ci dava l'esempio, ci accompagnava, ci invitava ad andare a quell'altare a salutare il padrone di casa, e spesso lo vedevamo assorto in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. Quando la lingua usata era nelle celebrazioni era il latino, per rendere comprensibile il contenuto delle scritture, l'epistole del Vangelo, un lettore dal primo banco o accanto al bancone, per rendere comprensibile il contenuto, leggeva, servendosi del microfono, la traduzione in italiano. Capitava che il lettore finiva prima del latino, al che il lettore finiva e il sacerdote continuava. C'erano di questi, però le gelatrici curavano, eccetera. Facciamo un cenno, cioè un evento importante della devozione eucaristica in Mariana fu il congresso eucaristico mariano, 70 anni fa, dal 17 al 24 ottobre del 1954. C'è un quadro là con la firma dei partecipanti a quel congresso eucaristico. Venne il cardinale Ruffini, vennero i vescovi della Sicilia, la Madonna venne incoronata e si restaurò l'ostensorio nostro, quello che poi è stato rubato. Un altro genere, volontariato vincenziano, le dame di carità che sono state istituite da Monsignor Ficaiola, lui ci teneva molto, si riunivano prima in casa della signorina Congettina Lalomia, poi in casa delle suore, e Monsignor Stivo ebbe tanta cura perché diceva che i poveri sono il cuore aperto della parrocchia verso Cristo sofferente e presente nei poveri. Collaboravano con le damine, erano giovani scelte generalmente da lui e consigliati al liceo sempre nell'ambito del cura dell'uomo, una iniziativa lodevole ma che è stata motivo di sofferenza per Monsignore Stivo. Il centro Gioia di Vivere. Lo dobbiamo ricordare. Monsignore ha sognato una casa, un centro di accoglienza per disabili. Sognò, si consultò con altri, coinvolse. Si iniziò alla fine del 76 nei locali delle Orsoline. Doveva esserci Maria Calogero, non so se c'è, Carmela Sacheli e qualche altra. Dopo qualche mese si passò all'oratorio, non giù, sopra, quella scala terribile, altro che barriere architettoniche, e le maestre prendevano a braccio e li portavano giù. Dopo qualche mese si passò al Santo Spirito. Pochi mesi, 0 minuti, perché finisco. Il centro è chiuso, con tanta sofferenza per l'arciprete e per le famiglie dei disabili. Il materiale venne dato a un altro centro, nascerà poi il CTS. E allora lo dicevo anche al parroco, molto vicino è stato Monsignor Pomarito, il quale in quei momenti di tempesta, momenti difficilissimi, ogni domenica o spesso lo vedevamo venire qua per l'appoggio. Ma
maggio 82 il centro chiuse sul motivo calunnioso della chiusura da Giacomo. Vorrei parlare alla San Cattolica, ma e possiamo andare oltre i 5 minuti, quindi calcoliamo anche di voi questi 5 minuti. Mi raccomando, mettetelo in quelle slide. Carmelina, è il tuo turno, sappia che professor Lillo te ne ha rubato 5. Buon ascolto a tutti. Stasera anch'io, come il salmista, canto: grandi cose ha fatto il Signore per noi e siamo pieni di gioia. Sì, perché è proprio bello ritrovarci insieme per contemplare le meraviglie che il datore di ogni bene opera nelle sue creature e riportare così al suo naturale splendore il ritratto del carissimo compianto Monsignore Stivo, l'arciprete per antonomasia. Non si accende infatti una lampada, per dirla con l'Evangelista Matteo, per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono di casa. E Monsignore Stivo di luce ne ha fatta tanta. Ha irradiato tante case e tanti cuori, anche il mio e in particolare quello della mia amatissima sorella Lina, venuta a mancare 35 anni orsì. Sacerdote del Signore, a tempo pieno al servizio della Chiesa, in modo specifico di questa amata Madre Chiesa, di cui celebriamo un secolo e mezzo di consacrazione, pastore dotto, fedele e lungimirante, attento osservatore delle dinamiche e dei segni dei tempi, ricercato oratore, poeta e scrittore, punto di riferimento e testimone di speranza per intere generazioni, questo illustre figlio della nostra terra, innamorato di Dio, è riuscito a coniugare sapientemente la sua lunga e vasta attività ministeriale ad una solida formazione umana, sociale, culturale e a una buona dose di fine umorismo. L'impronta che egli ha lasciato in me è ancora viva e operante. Per questo ho accolto l'invito ad intervenire, rivoltomi dal professor Di Natale, che ringrazio. Presente complessivamente da sempre in questa comunità parrocchiale, che continuo a frequentare con interesse anche come aderente all'Azione Cattolica, sebbene ormai da numerosi anni abiti in un'altra area della città, stasera senza enfasi né formalismi fatui, colgo l'opportunità per offrire all'arciprete, così anche mi piace chiamarlo ancora, un fiore a lui tanto caro, ma a suo dire altrettanto raro, il fiore della gratitudine, che profuma di riconoscenza e di affetto. Lo farò con la voce del cuore, premettendo che il di più che non dirò sta e rimarrà custodito dentro di me. A chi lo ha conosciuto meglio, ai ben noti storici e studiosi qui presenti, il compito di analizzare e ricomporre compiutamente le tessere del grande mosaico qual è stata la vita di Monsignor Stivo. Mi limiterò io volutamente e a titolo puramente esemplificativo a rilevare qualche risonanza di carattere personale e familiare. È stato per me un privilegio averlo incontrato sin da piccola
e stimato per tutta la vita. Ho avuto la gioia, intrisa di commozione, di salutarlo per l'ultima volta la vigilia del suo ritorno alla casa del Padre. Il mio filiale rapporto con lui affonda le radici in un passato tanto lontano. Generata e cresciuta nella fede in questa parrocchia, in questa bella e aperta palestra di formazione, ancora fanciulla e insieme a mia sorella, così fecero successivamente anche i miei due fratelli, mi ritrovavo felicemente ogni domenica a partecipare alla messa da lui presieduta e celebrata prevalentemente in presenza di tanti ragazzi. Ricordo perfettamente il tripudio di emozioni che ci pervadeva, lo spaventio delle luci, i suoni, le voci, i canti eseguiti, non sempre del tutto intonati, ma ugualmente graditi al Signore. Il nostro cuore era in testa. Giunto il tempo di spezzare la parola, ecco l'arciprete avvicinarsi ai nostri banchi e, chiamandoci per nome, pronto a interpellarci, facendoci rivivere la parola stessa a misura nostra e spesso in compagnia di quel fanciullino sempre presente in lui. Ci affiancavano le catechiste che talora richiamavano la nostra attenzione sussurrandoci, mani giunte e sguardo all'altare. E intanto la celebrazione proseguiva, sino ad arrivare ufficialmente al termine. Rimaneva però altro tempo per il nostro raduno. L'appuntamento infatti era nel pomeriggio alle ore 15 agli Agonizzanti, presso l'istituto delle Orsoline. Lì andavamo per apprendere la dottrina, con la guida delle brave catechiste, e suddivisi per genere e fasce d'età. Ancor prima dell'incontro specifico, ampio spazio ci era concesso per divertirci, giocare e socializzare. Il suono di una campanella ci avvertiva che la catechesi era finita ed era tempo, capitava spesso, di avviarci accompagnati nell'antigua chiesa. Ad attenderci a braccia aperte era l'arciprete che, all'occorrenza, sapeva alzare il tono della voce per riportarci alla compostezza. Subito dopo, tra una battuta e l'altra, ci intratteneva alla scuola di Gesù per approfondirne gli insegnamenti, invitandoci con chiare parole a seguirlo. Noi, estasiati dal suo modo di esporre, stavamo ad ascoltarlo, anzi facevamo andare a rispondere esattamente e per primi alle domande che lui ci poneva. Sì, perché in quel caso ci aspettava un premio, una statuina o qualche immagine sacra. Se l'argomento poi era stato impegnativo, c'erano riservate 100 lire o forse più. Alla fine comunque tante caramelle per tutti e qualche volta anche ritagli di ostie che facevano la gioia di piccoli e grandi. Felici e contenti rientravamo nelle nostre case e nel frattempo crescevamo in età, sapienza e grazia. Quanto ho riportato, piuttosto semplice nel contenuto, per me riveste un'importanza fondamentale. Segna infatti l'incipit del mio cammino di fede che ho cercato di seguire con sempre maggiore impegno, aperta alle sollecitazioni esterne e andando incontro alla vita nei suoi vari colori. In questo percorso di maturazione intrapreso mi è stato altresì di valido aiuto, e non lo cito per caso, l'insegnamento di religione
che ho espletato per un bel po' di tempo, per 3 ore settimanali, nell'ambito della scuola media, dopo aver conseguito la laurea in lettere ed essermi affacciata con delle supplenze esattuarie all'attività professionale di mia competenza. Perché questa dettagliata narrazione? Lo scopriremo insieme. Era una fosa domenica, sul finire del mese di agosto del 1976. Si approssimava l'apertura di un nuovo anno scolastico, atteso con tanta speranza nel cuore da parte mia e di tanti altri, insieme a me. Come ero solita, avevo partecipato alla messa della mattinata. Al termine della celebrazione, Monsignor Restivo, visibilmente colmo di gioia, mi venne incontro e si intrattenne. Aveva una bella notizia, tutta per me. Mi comunicò infatti, con mia grande sorpresa, ne ero del tutto inconsapevole, che da lì a breve, da parte dell'ufficio scolastico catechistico diocesano, avrei ricevuto il conferimento della nomina in qualità di docente di religione. A segnalarmi era stato lui, a garantire per me sempre lui, a me l'impegno di osservare scrupolosamente tutti gli adempimenti successivi attinenti al ruolo che avrei ricoperto. Io inizialmente, a dir poco stupita, subito dopo lo ringraziai cordialmente, pensando anche di potermi ritenere particolarmente privilegiata. Sì, perché ricevere quell'incarico da laici era una novità assoluta in tutta la diocesi e per la prima volta soltanto in 3, oltre a me 2 colleghe agrigentine. Ebbi modo così di acquisire una singolare e proficua esperienza didattica che mi permise di proseguire con rinnovata passione e in modo stabile nella mia prefissata carriera professionale. Quale intuizione e quanta attenzione ho colto in quel volontario e straordinario intervento del mio amato pastore. Ed ora, al di là di quanto esposto, al di là dell'opera insostituibile dei miei genitori, al di là del tempo e dello spazio, posso apertamente affermare che Monsignor Restivo, per la sua luminosa e illuminante presenza, per la vita di grazia che mi ha elargito e mi ha indicato, per tutto quello che mi ha insegnato anche al liceo e mi ha donato, per il suo sacerdozio senza riserve, rimane e sarà per me sempre un grande, autorevole e amorevole maestro di vita, di quella vita vera che ha il sapore del Vangelo. Ed ecco a lui stasera il mio grazie infinito. Si associa adesso al mio ringraziamento quello del bel cuore di mia sorella Lina, insegnante e figlia di Sant'Angela Medici. Monsignor Restivo l'ha conosciuta bene, da vicino, è stato il suo padre spirituale, ne ha curato la formazione e la vocazione, sostenendo la sua consacrazione tra le orsoline, presso quella diretta compagnia che lui ha seguito così a lungo e tanto responsabilmente. L'ha attenzionata nel suo bel tempo e nel suo fragile tempo,
accompagnandola con grande benevolenza sino alla conclusione dei suoi giorni. Ne ha fatto un fiore, anzi, come lui stesso ha scritto nell'immagine ricordo del 30°, il fiore più bello del suo cammino sacerdotale. Ne ha utilizzato il diario che le aveva suggerito di scrivere per tracciarne un edificante profilo biografico dal titolo Lina Loverni, La gioia nel dolore. Ed è Lina stessa ora, così come si legge nel suo diario, a rendergli grazie per tutto quello che ha fatto per lei, un'anima piena di zelo, di amore, di servizio, di donazione. Non le basterà nemmeno l'eternità per ringraziare Dio di averlo avuto accanto come guida per arrivare a Lui. In paradiso conosceremo tutto il bene che ha fatto e saremo con le anime che avremo amato sulla terra. Dopo questo particolare e speciale ringraziamento, pongo fine al mio intervento. Grata al Signore per questa magnifica serata di luce, auspicando che il prezioso libro di storia, scritto e trasmessoci da Monsignor Restivo, non vada disperso. Ciascuno di noi piuttosto possa realizzare quanto compare nell'immagine che ci ha rilasciato il 24 luglio 2013 in occasione del suo 100° compleanno. La vita è un dono da spendersi in servizio di verità e amore. Così l'ha vissuta lui. In questo modo siamo chiamati a viverla anche noi. Grazie ancora, Monsignore e Padre carissimo. Viva sempre nei nostri cuori e vegli su di noi. Amen. Grazie a tutti per Grazie, Carmelina. Abbiamo così ascoltato due testimonianze con due sensibilità diverse, quella di Lillo Montante e quella di Carmelina Loverni. Quanto tempo hai impiegato a scriverla? il tempo che mi ha dettato il cuore. Il tempo che gli ha dettato il cuore. E prima di passare alla prossima testimonianza, la signora Isabella, Quale poesia? ecco, ci presenta e ci recita un'altra poesia di Monsignor Restivo, Tanto più amato. Rivolta questa poesia alla Chiesa Madre di Canicattì. E aggiungo questo ricordo, lo posso dire perché ne sono testimone. Negli anni '80, quando la diocesi doveva pubblicare i piani pastorali o altri interventi che riguardassero la pastorale diocesana, i documenti, le bozze venivano consegnate a Monsignor Restivo. Monsignor Restivo faceva le sue osservazioni, le rimandava poi ad Agrigento e poi venivano pubblicate. Questo vuol dire come in diocesi Monsignor Restivo era tenuto in considerazione. Palesemente i professori Lina Loverni e Lillo Montante hanno fatto fiorire rigogliosamente nei propri cuori quei semi preziosi che Monsignor Restivo incessantemente spargeva nel cuore di ciascuno di noi. La poesia più amata è dedicata a questo uomo che fino ad alcuni decenni addietro ha rappresentato autenticamente il faro della vita cristiana canicattinese. Dio amata, Madre di tutte le chiese,
nelle quotidiane fatiche. Da 4 secoli eretto dai padri, a mezzo colle tra Poggio di Luce e il Fossato, aperta all'Oriente, salda, solenne e accogliente. Sei tempio del Dio vivente, cattedra di verità, roccia zampillante di acqua viva, sorella maggiore e madre di tutte le altre. Ti amo e ti conosco fin negli angoli più riposti di pietre e di anime, fatta più bella e più povera. Ti amo e ti amerò ancora, grato e gratificato dal candore dei fanciulli, dal vigore trepido dei giovani, dalla provata esperienza degli adulti, fatti voce e braccia del pastore. Mi hai dato e anch'io ti ho dato il mio poco tutto, corpo, mente e cuore, in umile e costante servizio. 60 anni, la vita. Io so di te come di un panno nel cassetto, parentesi aperta di un prete qualunque, ma ignoro il tuo domani nel pallore di vocazioni e nell'alchimia degli assestamenti. Ma sogno e penso ai 15 zelanti pastori, sogno e penso ai Moncada, ai Laronia, agli Scrutato e al Giorgio Santo Angelo Ficarra. Sogno, penso e spero. In manus tuas, Domine. Grazie per questa poesia che ci ha presentato. Ecco il terzo intervento di Cecilia Alberto. Buonasera a tutti. Quando mi è stato proposto di apportare un breve contributo a questo incontro, ho provato un forte senso di inadeguatezza, sia per la presenza di partecipanti ben più qualificati che per lo spessore umano e spirituale del protagonista. Monsignor Restivo, per tutti semplicemente l'arciprete, nei numerosi decenni della sua missione pastorale ha infatti costituito una presenza costante e una certezza indiscussa nel vivere quotidiano della nostra città, contribuendo in modo determinante alla crescita sociale, culturale e morale dei suoi abitanti. Credo che non ci sia stato caricantinese che non abbia subito il fascino e l'influenza della sua parola e dei suoi insegnamenti, non custodisca nel suo cuore un ricordo personale e nel suo album di famiglia una foto. Molto profondo e duraturo fu il legame con mio nonno, il comandante Vincenzo Alaimo, che insieme all'allora giovane sacerdote Restivo si trovò a gestire pagine importanti della storia della nostra città, prima, durante e nell'immediato dopoguerra. Il loro fu un rapporto di stima ed un esempio di collaborazione tra istituzioni civili e religiose, ben lontano dai simpatici battibecchi dei noti personaggi di Giovanni Guareschi. Quando si incontravano, amavano ricordare eventi anche incresciosi che si erano trovati a gestire ciascuno secondo il proprio ruolo, quale ad esempio la giornata di sangue del 21 dicembre 1947. Quel giorno, a seguito di uno scontro tra scioperanti e forze dell'ordine, cito Monsignore, qualcuno ci rimise la pelle, altri rimasero feriti, altri ripararono all'estero, molti infine furono arrestati. Una brutta vicenda che, a detta dei testimoni oculari, senza la loro mediazione e il loro intervento sarebbe ulteriormente degenerata con esiti ancora più dolorosi. Un ricordo invece più intimo di questa frequentazione riguarda mio papà, il futuro avvocato Giuseppe Alaimo, che brillante studente liceale ma con il fuoco dentro del giornalismo aveva risolutamente deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi alla sua passione della scrittura. Pianti, minacce, rimproveri e ricatti da parte dei genitori al loro unico figlio non riuscivano a farlo desistere dal suo intento, e mentre l'Italia si preparava a combattere la più cruenta delle sue guerre, in casa Laimo non regnava di certo la pace. Disperato, dopo vari inutili tentativi di riconciliazione, mio nonno
famosa la sua battuta pronunciata ad uno sposalizio, quando, dopo aver assaggiato la torta nuziale, affermò che era così buona che avrebbe dovuto chiamarsi dritta e non torta. Apostrofò mio papà e compare perentorio, in quanto profondamente convinto del valore della cultura, gli disse che nessuno poteva costringerlo a continuare gli studi, ma certamente, e cito sue parole, un giornalista ignorante, quale lui sarebbe stato, avrebbe provocato più danni di quelli causati da un medico incompetente. E fu così che, senza giri di parole, lo indusse a riprendere gli studi con rinnovato ardore. Da quel momento mio papà divenne uno dei più fedeli collaboratori dell'instancabile padre Restivo, che tra le tante iniziative si occupò tra l'altro della fondazione del Circolo Agli, dell'organizzazione dei comitati civici, della FUCI e dello sviluppo dell'azione cattolica. Nel 1954 mio papà fondò il giornale La Torre, del quale il padre arciprete intuì subito le potenzialità come strumento sia di crescita sociale e culturale della città che di collegamento e comunicazione. I social erano non lontani a venire, con i numerosi canicatinesi costretti ad emigrare per ragioni di lavoro in terre lontane. La collaborazione di Monsignor Restivo al giornale può considerarsi tra le tante firme la più longeva e una delle più assidue, e si concluse soltanto quando, dopo 43 anni, nel dicembre 97, il periodico cessò la sua pubblicazione, come attesta la foto che ritrae Monsignor Restivo nell'ultima copia. Elencare gli argomenti trattati dall'arciprete nei lunghi anni di vita del giornale è attività complessa che richiederebbe molto più tempo di quello consentito. A titolo esemplificativo, letteratura, poesia, geografia, filosofia, temi di carattere religioso, culturale e sociale, problematiche giovanili, disagio e solitudine degli anziani. E non mi dilungo oltre. Sacerdote dotto, in un articolo sulla Rerum Novarum, il titolo di una famosa enciclica di Leone XIII, padre arciprete scriveva: la Chiesa cattolica è fatta su misura per l'eternità. Così, quando parla, quando codifica una dottrina, quando soprattutto si inserisce come il giusto mezzo tra due opposti errori, incide sulla pietra con lettere che non potranno essere cancellate mai più. Sacerdote zelante, in un altro articolo dal titolo Una provincia da redimere, esortiva: non è con i comizi, con le chiacchiere e con la moda retorica svolta alla vigilia di ogni campagna elettorale che si conquistano le masse. Ci sono politici? Ma con un lavoro di penetrazione lento, costante, paziente, efficace ed intelligente, che volga a comprendere quali effettivamente siano i bisogni e le esigenze delle popolazioni, per proporre infine nei quesiti idonei la risoluzione dei vari problemi. Noterete l'attualità di queste ultime considerazioni elaborate da Monsignor Restivo già nel lontano 1961. Un ultimo breve accenno desidero fare ad un'altra iniziativa, per i tempi molto all'avanguardia, promossa da padre Restivo negli anni che vanno dal 1964 al 68 e riguardante l'organizzazione in matrice dei primi corsi prematrimoniali, per i quali si avvalse della collaborazione di mia mamma, Maria Grazia Cucino, allora presidente delle donne cattoliche. Alla presenza di giovani coppie di futuri sposi, rigorosamente accompagnate da suore di parenti, venivano trattate varie tematiche, il cui scopo prevalente era quello di indurre
Quanto ci sarebbe da dire ancora, ma già abusato sufficientemente della vostra pazienza, per cui concludo ringraziando tutti voi per l'interesse dimostrato nei miei confronti e in particolare Enzo Di Natali per l'opportunità che mi ha dato oggi di ricordare l'indimenticabile guida spirituale, nonché insostituibile mio insegnante di religione, Monsignor Dottor Vincenzo Restivo, al quale auspico l'amministrazione comunale voglia al più presto dedicare una strada o altro degno luogo pubblico. Bravissima, e l'assessore Muratore prende l'impegno, vero? Ha detto di sì, ha detto di Nazareno. Per di più, assessore all'onomastica, vieni, suscita. Prende l'impegno che fatti 10 anni l'amministrazione comunale dedicherà una strada al nostro amato Alfredo. Senz'altro. Sì, sappiamo pure che anche la volontà del sindaco. Bene, siamo arrivati all'ultimo come intervento e poi ci sarà il saluto, l'intervento di Calogero Restivo, anche questo è un altro intervento molto atteso, un doppio grazie devo dire perché ha terminato l'intervento in 9 minuti ed è stata veramente brava per tutto quello che ha detto, ma anche per il tempo. E devo dire questo, che una volta proprio davanti alla chiesa, su Gradini, Monsignor Restivo, siamo negli anni 80, parlando, ebbe a dirmi: sì, io ho speso il mio ministero episcopale, il mio ministero sacerdotale per questa chiesa, per questa comunità. Certamente avrei potuto servire la chiesa anche in altri posti. E io ne ero convinto, d'accordo, cioè Monsignor Restivo aveva tutte le qualità per giungere all'episcopato. Se noi consideriamo, e l'ho detto poco fa, io ne sono testimone, che i piani pastorali che nella diocesi di Agrigento, prima di essere approvati per volontà del vescovo Monsignor Bonmarito, venivano portati a Monsignor Restivo perché lui li visionasse, li guardasse e mettesse in evidenza quello che c'era da mettere in evidenza. Per chi conosce il cuore della vita diocesana, non voglio aggiungere altro. Monsignor Bonmarito era convinto delle qualità di Monsignor Restivo per poter giungere a altro. Però il limite qual era? Secondo la mia lettura, quando viene Monsignor Bonmarito, vescovo di Agrigento 1980, l'età per un salto per Monsignor Restivo ormai non c'era più, perché il periodo, almeno in quel tempo, per eleggere un vescovo andava nell'arco degli anni tra i 50 anni e i 60 anni. La media era intorno ai 52-53, Monsignor Bonmarito eletto vescovo ai 50 anni, qualcuno Zambito eletto con qualche anno in meno. Doveva essere Monsignor Petralia,
ma il periodo di episcopato di Monsignor Petralia fu il periodo più difficile non solo del Novecento, non solo dal dopo Concilio di Trento negli ultimi 500 anni, ma fu il periodo storico più difficile del secondo millennio della Chiesa agrigentina. E faccio questa mia affermazione per competenza, perché il periodo di episcopato di Monsignor Petralia fu difficile, travagliato e dunque non nelle condizioni serene anche di promuovere un suo sacerdote a vescovo. E il periodo di Petralia, durante il periodo di Petralia, nessun sacerdote fu eletto, promosso vescovo. È andata così, ma Monsignor Restivo aveva tutte le qualità per servire la Chiesa in altri posti. Bene, andiamo così all'ultimo intervento, quello del professor Gaetano Augello, che non ha bisogno di alcuna presentazione, perché tutto per carità devo al caro professor Gaetano chiedere la virtù del tempo. Allora, vediamo di dire qualche cosa che non è stato detto, che se no diventa ripetitivo. E io ringrazio intanto Enzo Di Natale per avermi coinvolto in questa iniziativa. Mi capita spesso di partecipare a tante iniziative, però devo dire che questa forse è quella cui tengo di più, che mi piace di più, perché io nei riguardi di Monsignor Restivo ho un affetto personale, per me è stato come un padre affettuoso, mi è stato sempre vicino e è stato la mia maturazione umana, culturale, il poco che c'è, lo devo certamente in gran parte a lui, e mi ha legato a Monsignore un affetto costante fino a pochi giorni prima della morte, perché avevamo anche l'abitudine di parlare, eccetera. Ogni tanto io gli facevo qualche domanda indiscreta, ma lui anche a 102 anni se la cavava in maniera molto indiscreta, che riguarda sempre Canicattì, per esempio il discorso della distruzione della chiesa di Santa Rosalia, che ritengo sia nella storia di Canicattì una delle pagine più brutte, ma lui mi ha dato una sua spiegazione. E avete detto molto bene che la figura di Monsignor Restivo rappresenta la storia della nostra città, e non tanto per la durata, perché in effetti lui è stato un arciprete più longevo, mancavano 6 mesi per arrivare ai 60 anni, e ha battuto il record dell'arciprete Francesco Martinez, il quale fu arciprete di Canicattì dal 1806 al 1853, e nell'autunno del 1838 lui indonò il Te Deum di questo uomo alla presenza di Re Ferdinando II di Borbone e della regina Maria Teresa d'Austria. L'anno prima c'era stato il collega, poi il re venne a Canicattì. Come mai a Canicattì? Perché nel suo governo c'era un ministro, Salvatore Laromia, che era ministro di Grazia e Giustizia e del Culto. Però, ripeto, la figura di Monsignor Restivo è importante non tanto per la durata, questo è un elemento importante, ma perché lui ha segnato un momento importante della vita della nostra città, non solo dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista politico, sociale. Lui è stato presente in momenti importantissimi, la lotta che ci fu tra giovani dell'Azione Cattolica e giovani comunisti nella festa del Crucifisso
parte ci furono 3 braccianti morti e un carabiniere, Iannolino, e Monsignor Restivo fece la scuola dell'ospedale civile e la clinica Lino a Borgalino, e poi avete ricordato, perché l'ho ricordato nel supplente, che c'è quella famosa fotografia di Monsignor Restivo che parla in piazza. Guardate che lì non doveva parlare lui, doveva parlare padre di Santini, che era un monaco francescano che girava tutta l'Italia, siccome ritardò, forse il treno ritardava, e allora dice Monsignor Restivo copre questo buco, cominciò a parlare, era un brico quello che è successo. Tra l'altro quando vedete quella foto c'è una didascalia sbagliata, e tutti che la copiano e fanno e dicono, e c'è messo 18 aprile 1948, evidentemente il 18 aprile ci sono le elezioni e quindi non poteva tenere comizio il giorno delle elezioni. Ebbene, io ho trovato, e forse la sintesi più bella l'ha scritta, nel caso in questi giorni, appunto perché devo fare questa cosa, ogni tanto vado a guardare e guardo anche le cose che ho scritto io. È giusto, questo giorno devo andare a Vito Soldano e dico, ora guardo se c'è qualcosa su internet, comincio a leggere, dice a 6 km da Calicantia, eccetera, dico, ma questo l'ho scritto io. Poi dice, praticamente ripetevano tutti gli articoli che avevo scritto io. E ho trovato con piacere nella intervista che ho fatto al Monsignor Restivo, ora vi dico come è nata questa cosa, e nella prelazione che io ho affidato alla professoressa Portalone, sapete, la professoressa universitaria molto brava, eccetera, è stata mia alunna al liceo, Gabriella Portalone, e ha superato poi il maestro ovviamente molto bene, e Gabriella Portalone sintetizza la figura di Monsignor Restivo dicendo che chi è nato dopo il 45, se gli si pone una domanda chi è Monsignor Restivo, la risposta scordata è Monsignor Restivo e, con l'accento del verbo, Monsignor Restivo e Canicattino. Vi leggo queste frasi che sono veramente la sintesi. Per 60 anni, infatti, non solo la vita della Chiesa canicattinese, ma quella dell'intera comunità si è intrecciata con quella di questo fenomenale personaggio, diritto come una quercia, seganigno, dallo sguardo ironico e indagatore, dall'eloquio spigliato e conquistatore, dalla cultura vastissima e profonda, un novantenne allora che sembra essersi fatto beffe del tempo e che grazie forse ad una giovanile curiosità intellettuale non si riesce a classificare fra gli anziani ma solamente fra i saggi. È una definizione molto bella. A proposito di quell'intervento del 48, io devo dirvi che sono laico come concezione, eccetera, quindi penso che la Chiesa non dovrebbe intromettersi nelle elezioni, eccetera. Però dico che in quell'occasione, nel 48, l'intervento della Chiesa è stato fondamentale. Dico sempre a mia figlia, se nel 48 avessero vinto i comunisti, e ahimè anche i socialisti in quel periodo, tu ora faresti la parante o a Londra o a Parigi. E questa è la verità, questa è la verità. Quindi dobbiamo dire, e lo dico io per primo, che l'intervento della Chiesa, c'è una espressione della Bibbia, o Felix culpa petandam, o Felix culpa perché l'intervento della Chiesa in quell'occasione ha determinato la vittoria dei partiti democratici, impedendo l'avvento del comunismo in Italia. Oggi siamo tutti compagni, fratelli, anche chi non dovrebbe esserlo, meglio che non parli, però dico, la storia è questa, la storia non va cambiata. E il giovanissimo arciprete, il 29 giugno del 46, diviene arciprete Canicattini. Badate che aveva 33 anni, e Monsignor Peruzzo, uno dei più grandi vescovi di Agrigento, disse, quando lo presentò ai fedeli, ha un difetto, è troppo giovane, però vi assicuro che se ne andrà correggendo, questo difetto poi passerà. Questo per quanto riguarda eccetera. Poi negli ultimi anni, ecco, vedete, Monsignor Restivo, anche lui ha avuto una metamorfosi, una trasformazione, abbiamo anche un po' tutti. Lui che partì dal 48, i comizi, eccetera, eccetera. Negli ultimi tempi invece si avvicinò maggiormente anche agli stati sociali, ai sindacati. C'è una famosa foto con un dirigente comunista sindacale di Canicattini con la bandiera della pace, cose positive per
carità, e intervenne anche in faccende che riguardavano l'amministrazione comunale. C'è un documento che, per questo vi dico, Monsignor Stivo non è solo uomo di chiesa, anzi fatemi pensare che devo dire una cosa, anzi ve la dico se non lo dimentico, perché Monsignor Stivo, a proposito di affetto eccetera, e lui mi ha incoraggiato a scrivere, mi ha detto a un certo punto, ma possibile, Tani, perché mi chiamava lui come benzine, non Tani, perché mi conoscevano da piccolo, secondo loro ero rimasto Tani, invece ero rimasto Tarona, ero diventato Tarona, nel frattempo Tani, possibile che tutti scrivono e tu non scrivi? Sì, bisogna che scrivi. Comunque poi alla fine mi ha convinto e ho deciso di scrivere. Però il primo libro l'ho dedicato proprio a lui, ho fatto un'intervista, eccetera, e ho detto, Monsignore, per fare questa intervista devo venire quando non c'è nessuno in chiesa, se no finisce, non possiamo parlare. Va bene per te domani alle 3, va bene domani alle 3. Alle 3:05 io sono davanti al portone della matrice, spalancato, era il primo giorno dell'intervista, entro, non c'è nessuno, però la porta è aperta, quindi ci sarà qualcuno. E attraverso vado nella sacrestia, non c'è nessuno, l'ufficio della segreteria è aperto, ma non c'è nessuno. Vado sopra nello sgabuzzino dove il signor Ducatino teneva gli accessi per l'impianto elettrico della chiesa e non c'è nessuno. Vado sopra nella canonica e non c'è nessuno. Intanto la chiesa era aperta, al che torno in chiesa, prima avevo ispezionato questo lato, vado dall'altro lato, giro e lo trovo nella cappella del sacramento, in ginocchio, in preghiera, ecco la profondità spirituale di Monsignor Stivo. Io ricordo benissimo quella immagine, perché a quell'ora non doveva vedere nessuno, dovevo vedere io, ma dovevo andare là dentro, quindi non è che lo faceva come scelta, perché era una persona profondamente religiosa. Uomo di cultura, uomo di chiesa e tutto. E in quel documento torniamo lì, il 3 marzo 1993, rivolgendosi agli amministratori comunali, io già me ne ero uscito, meno male, e lui intitolò questo volantino "Noi non possiamo tacere". È importante questo, perché la Chiesa poi ha svolto un ruolo collaterale con la democrazia cristiana, per carità, anche positivo, eccetera, ma c'erano anche aspetti negativi. E Monsignor Stivo, solo virgolette, si rivolse ai, virgolette, reverendissimi confratelli del presbiterio di Calicantina per stigmatizzare lo stato di abbandono in cui versava la città, virgolette. Guardate che sono frasi pesanti queste. Anche i nostri silenzi, i silenzi dei preti, anche i nostri silenzi di clero ed anche certe nostre vecchie amicizie politiche, trattino, a fini contributivi. È pesantissima questa espressione, cioè dire che noi preti abbiamo avuto anche dei contributi in denaro, nella chiesa, quello che era, da parte delle forze politiche, quindi anche i nostri silenzi di clero, anche certe nostre vecchie amicizie politiche, anche a fini contributivi, pesante sentenza, possono essere stati causa di mancanza di fiducia. Questa è onestà intellettuale, perché un prete che riconosce che anche la Chiesa ha commesso degli errori, invece poi c'è tutta una serie di iniziative, avete citato il congresso dei ministri, il cardinale Ruffini, il monumento al padre Gioacchino, eccetera, e Monsignor Stivo mi ha fatto solo un torto dal punto di vista personale, ma rimane fermo quello che ho detto prima, mi ha fatto solo un torto che qui c'era la bellissima cappella di San Gaetano è stato sloggiato per creare l'altare della Madonna. Quella era la tomba di Antonino e Gaetano Adamo, perché San Gaetano, in quel quadro del Fresca, che si trova adesso qua dietro, fu realizzato che quello era l'altare di San Gaetano perché era la sepoltura, eccetera. Poi il Monsignor Stivo, ricordo anche delle battute, l'oratoria eccezionale, conosceva la Divina Commedia, quando devo finire me lo dice prima, se no poi non sintetizzo. Vabbè, fai lo sciacquo, ci sei buono, ma quando vai. Il giorno dei morti al cimitero, prima c'era un sacerdote che si chiamava padre Diego Augello, non è il mio parente, e teneva ogni anno lo stesso discorso, si chiamava il discorso della corona, parlava dei fedeli, cattolici, eccetera, destinati dopo la morte. Ci siamo. Perfetto, ce l'abbiamo. Destinati dopo, perché ho tolto quello che avete già detto, destinati dopo la morte a fare appunto
Monsignor Restivo, parentesi, è stato un mio padrino di cresima, questo è dedicato a dirlo. Monsignor Restivo invece il giorno dei morti al cimitero ripeteva volutamente sempre la stessa frase, non è che gli mancavano la carica, era bella questa espressione, iniziava lui così: la caricatia dei vivi rende omaggio alla caricatia dei morti. È bellissima questa espressione. E poi nel suo libro Da Hiroshima ad Assisi, un libro molto bello e un po', qui c'è una serie di libri che ho tutti qua, però non c'è il tempo di citarli, e lui era un abile scrittore, bravissimo veramente, soprattutto c'è la sua ironia, ed era molto difficile, solo una persona intelligente come lui lo poteva fare, perché fare dell'ironia sui propri colleghi, fare dell'ironia sugli altri preti, non è che è una cosa tanto facile, però lui ci riusciva in maniera elegante. Il padre di Zucchetto, che fu padre Sant'Eduardo prima di padre Montantino, e c'era caricativa Monsignor Montante e Monsignor Montantino. Monsignor Montantino era due metri, ma siccome era più giovane è rimasto Montantino a vita. E di padre Zucchetto, che era il primo parroco di Sant'Eduardo, scrive Monsignor Restivo: schietto, significa che per dire dinamico, eccetera, coraggioso nei cimenti, ebbe lunghe e crudeli sofferenze. Mi disse un giorno: padre Arciprete, se non avessi la fede mi sparerei. Puntini era un buon cacciatore, dice Monsignor Restivo. Monsignor Matteo Montante, e diciamolo pure, era un sacerdote anziano, non ricordo, una persona, anche se nel 48 quando ci fu la peregrinazione a Maria c'era il detto: il cuore a Maria e le sorte a Padre Montante. Questa era una cattiveria del popolo caricatrese, eccetera, e qualcuno l'ha combinata. Per esempio c'era il Padre Sardo vicino al Campanile di San Diego, quella era la sede della confraternita dei Santi Sebastiano e Diego e di Monte Calvario. Lui l'ha venduto per un piatto di lenticchie. Chiuso il discorso, 2 minuti. E Padre Montante una volta gli spararono, per quale motivo? E quando doveva andare da vescovo, qui ci sarebbe il discorso perché non diventò vescovo. Qualcuno dice che lo Spirito Santo era in fede quando nominarono un altro vescovo, ma quando tornò poi capì l'errore, non lo capiva lo Spirito Santo, però lo doveva capire. Capì l'errore e chiamò a sé anzitempo l'intruso, quello che era stato nominato al posto dell'Arciprete. E fisicamente, che Monsignor Montante si dice che quando doveva fare l'Arciprete, sapete che quando dovevano fare un vescovo chiedono il parere all'autorità religiosa più importante del posto. Per caricatia che dovevano chiedere Monsignor Montante, che era il vicario forale, e c'era tutto un questionario di cultura. Ci vedo di Giugianotto, 2 lauree, una in filosofia e una in lettere, ve la faccio breve la cosa, la pagina c'è. E moralità, no? Meglio nessuno mi ha detto niente, integro, eccetera, e rapporti con le autorità, attivo, capace, eccetera. E firmato Matteo Montante, tutto positivo, perfetto. Poi ha aggiunto una postilla, post scritto, PS, confermo tutto quello che è scritto sopra, però vi sconsiglio dal nominarlo vescovo a causa della sua fragilità fisica, perché voi rischiate che lo nominate vescovo e dopo 15 giorni vi muore, quindi non vi conviene. E il Monsignor Montante, visto che c'era fisicamente un bell'uomo, fervido cultore della devozione a Maria e Gesù, vicario foraneo, subì violenze fisiche fortunatamente incolume. Poi il padre avanzato, Vincenzo Ferrante, sapete che è collegato alla vicenda di Monsignor Ficana, eccetera, l'ho scritto in un libro, quindi non ve lo ripeto, e guardate com'è elegante Monsignor Restivo. E consacrato da Monsignor Ficana a Pazzi, ne divenne segretario, quindi parroco a Santa Lucia e Caricatia. Sopportò malevolenze e lavorò con un amorevole zelo a scuola e in parrocchia. Morì colto da un provviso malore, disponendo del suo per le missioni, ma più che per le missioni ha dato i suoi beni alla curia di Viggetto, eccetera, eccetera. Viggetto Sominatore, potente, questo abitava di fronte a casa mia, alle 7:30 c'era la 1100 bianca del signor Piccolo Autista di Piazza, che lo prelevava, lo portava a San Domenico, a San Domenico a 10 minuti celebrava la messa e poi di corsa al circolo di compagnia a giocare a carte. Povero, non vero questo?
andò a conversare al circolo, di corso, al che dopo 5 minuti torna lo sposino, il prossimo sposino, e padre seminatore, e la penitenza, si è scordata la penitenza, come facciamo? Risponde padre seminatore senza turbarsi, non basta quella di sposarsi, c'è penitenza di Cristo, che cosa vai cercando? Va bene, poi c'è questo cosa precedente, ha scritto l'Aresca che è un'opera in cui si parla della fontana che c'era vicino a Cesare Battista. Lui dice che l'Aresca fu spompata, forse dagli amministratori comunali, non lo so, e io non ho assaggiato niente, comunque questa è l'opinione, l'Aresca e poi, siccome l'opera è incompleta, i caricattilesi, per questo è il grande Monsignore Stivo, e noi diciamo che quando Leopardi scrive, quando Manzoni scrive, chi legge vede il proprio sentimento, cioè l'autore parla attraverso, cioè, ognuno vede attraverso il proprio l'autore se stesso. Ora quell'opera incompleta è incompleta perché ognuno ci vede qualcosa, qualcuno ci vede la pista di lancio con la caricazione del futuro, qualche altro ci vede un cavallo marino, qualche altro una barca vera, una barca stilizzata, un'arpa gigante, eccetera, eccetera. E chiudiamo. E avrei voluto leggere una poesia, ma non ci arriviamo più. Forse sei quella nostalgia che è veramente una poesia molto bella, in cui si vede l'affetto che lui ha per la matrice, per il quartiere della matrice, perché lui ha assistito allo spopolamento di questo quartiere. Proprio oggi leggevo che negli ultimi 5 anni in Sicilia sono andate via 90.000 persone, 14.000 solo nella provincia di Agrigento. Appena la parrocchia matrice si è spopolata nel tempo, e Monsignore Stivo era profondamente addolorato e descrive questa situazione dicendo che la gente, vi dico solo la conclusione, ora la gente è tutta scesa a valle, non più nel quartiere, i cortili, la preghiera, la sera, nei cortili, c'è tutta la descrizione, non ve lo posso leggere, ora la gente è tutta scesa a valle in civettuoli condomini, civettuoli si sparano tutti qualcuno contro gli altri, in civettuoli condomini, ove la chiave, serra e porte e cuore, non c'è più quel rapporto umano, non c'è più quella solidarietà, quella socializzazione, quindi stanno nei condomini dove la chiave chiude le porte, e questo è nella logica della natura delle cose, chiude le porte ma chiude anche i cuori. Ho finito? Bene, siamo arrivati alla conclusione. Mi preme, per motivo di chiarezza, dire questo. Gaetano ha parlato di una informativa da parte della Santa Sede per quanto riguarda la eventuale promozione di Monsignor Stivo a Vescovo. A me risulta ad oggi che dalla Santa Sede non siano partite lettere informative per quanto concerne la promozione di Monsignor Stivo a Vescovo titolare, non so di quale diocesi. Posto oggi non c'è nessuna traccia, è giusto che si dica. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo momento che è stato davvero bello. Io pensavo, chissà, alle 8:15 tutto andranno via, invece con vero piacere avete ascoltato tutte le relazioni che hanno riportato Monsignor Stivo vivo in questa chiesa. E allora cedo il microfono al nipote, a Calogero, per il suo intervento finale. E poi avremo una poesia, è giusto concederci, ascoltando Monsignor Stivo. Io ringrazio tutti voi per la vostra presenza e ringrazio veramente il professor Di Natale per aver organizzato questo suo intervento. La figura di Monsignore è stata descritta ampiamente ed egregiamente da fiori dei relatori. Io vorrei solamente dirvi che per noi Monsignore è stato un punto di riferimento spirituale, ha celebrato il mio e il suo
scuola elementare. Dovete sapere che il sabato pomeriggio per noi era un evento andare a incontrare Monsignore a casa. Dopo i saluti del rito ci sedevamo nella sua poltroncina, io mi sedevo alla sua sinistra, lui metteva il piede sulle sue gambe e poggiava la mano sulle mie ginocchia. Quello era il segno che stava per iniziare l'interrogazione di religione del sabato pomeriggio. Ma era un'interrogazione sul Genesis, perché alla domanda seguiva immediatamente la sua risposta e ampliava quella risposta dalla letteratura, alla religione, all'etica, alla filosofia, andando a mettere pure qualche letteratura italiana, qualche romanzo che aveva letto, qualche barzelletta e qualche poesia che aveva scritto. Quindi in quell'ora e mezza io restavo incantato dalle sue parole. Vorrei solamente ricordare una frase che una volta mio nonno mi disse: dimenticare il passato significa dimenticare il futuro. Ricordare il Signore è fondamentale per questa nuova generazione, soprattutto perché stanno perdendo quei valori etici, morali e culturali che sono la base del vivere comune. Grazie a tutti per il La poesia di Monsignor Restivo, che ha come titolo Congedo, per cui non c'è momento più bello che sentire le parole di Monsignor Restivo, e devo ringraziare tutti quanti, le gentili autorità che hanno avuto la pazienza di essere qui, di seguire questo evento che è stato molto bello. Devo sottolineare il ricordo che a novembre ci sarà quest'altro appuntamento su padre Gerlando Lentini a Ribera. Questa poesia, anzi questa lirica, fu composta dal nostro Monsignor Vincenzo Restivo il 24 luglio del 2013, quando egli aveva compiuto ben 100 anni e si dichiara già pronto in questi versi a lasciare, a concludere serenamente il proprio percorso terreno, cosa che sarebbe avvenuta 2 anni dopo. Ironia della sorte, come diceva poco fa il professore Ugello, il nostro Monsignore, fin da quando era assai giovane, era considerato da tutti cagionevole di salute, quasi a rischio, in un'epoca comunque in cui anche le malattie banali dovevano essere tenute accuratamente nascoste, forse perché non faceva assolutamente mistero di avere uno stomaco delicato e di patire episodicamente di qualche noia. Abbiamo visto quanto è vissuto fortunatamente anche per noi. Congedo, dammi le ali, oh Dio, dammi le ali. Il piede è stanco e il passo controvento, sono igienico, dammi le ali, perché spezzato il laccio, libero guardi al sole me ne vesta. Dammi le ali, e la mistica colomba, il ramoscello, porti della pace al mondo traviato e smarrito. Dammi le ali e la tua parola vera la luce accenda nella babbele delle molte lingue. Ecco, io la vedo, ma non ora, io contemplo, ma non da vicino. La stella sorgerà da Giacobbe. Sul piano incrinato e pencolante dei cento, la mia clessidra ha speso i suoi granelli e la fioca lampa lingueggia nel tempo solitario e muto. Poesie et non il bene, e cerco ancora, perché senza di te il mondo è un assurdo e con te un mistero. Tu sei un Dio difficile, ma batti alla porta, batti e ribatti e rompi le paratie, l'arido segreto deserto irrighi, empi la brocca della Samaritana e i giardini pensili di Semiramide esplodono in cedri e cipressi. Tu ci sei, tu devi esserci, tutto è da te, tutto in te, ed è grazia che ci faccia partecipi. Divina unità, eterna Trinità, non nascondermi il tuo volto, ha sete di te l'anima mia, e ai 100 lieti e travagliati anni finalmente dono il congedo.
vita integra d'amore e di pace. O senza brama si